Gino De Rosa, sindaco di Orosei. Buonasera a tutti. Raccontare l'esperienza che ho vissuto in questi 5 anni di amministrazione è molto complesso e difficile farlo nel tempo dato. Vi darò qualche pillola in tal senso. Orosei è un comune di 7.000 abitanti sulla costa orientale della Sardegna. Soltanto 40 anni fa aveva poco meno di 4.000 abitanti e una vocazione esclusivamente agricola. Negli ultimi 40 anni, in particolare negli ultimi 20 anni, la sua estensione dell'edificato è cresciuta di 4 volte tanto. Abbiamo 9.000 posti letto nelle strutture ricettizie ufficiali, 25.000 posti letto, ma è una stima al ribasso, nelle cosiddette seconde case, più di 600 case sparse in agro dove nessuno pratica l'agricoltura. Questa è la situazione che abbiamo trovato 5 anni fa, oltre ad un'emergenza di legalità. Pendono tuttora diverse migliaia purtroppo di procedimenti penali che vanno dalla liquidazione abusiva all'abuso edilizio e ai vari reati paesaggistici. Esistono soltanto per Orosei quasi 100 sentenze passate in giudicato per le quali dovrebbe seguire la demolizione degli immobili interessati. Parte di queste azioni sono state già avviate con uno sconquasso sociale che ha portato a seri problemi di ordine pubblico. La chiara convinzione, questo credo che segni la chiara convinzione di una comunità che il benessere, lo sviluppo, la crescita passi per la trasformazione del territorio, dalla casalinga all'imprenditore, al medico, all'architetto. Tutti pensavano che questa fosse la strada. Appena ci siamo insediati abbiamo fatto una bella inversione a U e in breve vi racconto che cosa è successo. Abbiamo anzitutto adottato una delibera che impedisce la vendita dei terreni in agro, che costituisce il presupposto della speculazione. Abbiamo adottato il piano di gestione delle aree SIC, essendo il nostro territorio una fascia costiera interessata in gran parte dai siti di interesse comunitario. Abbiamo adottato il pool, che ci consentirà di gestire in modo organizzato e compatibilmente con le caratteristiche ambientali interessate i grandi flussi turistici che devo dirlo, ci aggrediscono. Abbiamo avuto nel 2008 730.000 presenze giornaliere. Abbiamo avviato e concluso la predisposizione del PUC adottato in prima istanza, con cui si è recepita appieno, in modo convinto, tutti i dettami del piano paesaggistico regionale, convinti come siamo che al contrario il futuro passi per la conservazione delle nostre ricchezze naturalistiche, dei nostri valori paesaggistici, dei nostri valori identitari. Non è stato facile, dovrei dire tante altre cose, ma il tempo che mi viene concesso non me lo consente. Non è stato facile perché la popolazione, in larga parte mossa dalla speculazione edilizia, ha reagito gravemente con un clima difficile, con gli attentati agli amministratori, le cose che in parte purtroppo si conoscono. Questo è quello che abbiamo fatto e soprattutto ci siamo preoccupati di iniziare quella fase di persuasione, di convincimento, di consenso che è stata difficilissima e lo è tuttora. Abbiamo però incontrato anche su questo grandi difficoltà, anche perché, qui lo devo dire senza alcun intento politico, ma lo devo dire perché io sento di far parte del Partito Democratico, cui mi riconosco, anche non portando la tessera, non l'ho potuta fare appunto sinora, perché il Partito Democratico nel mio paese ha fatto da subito per l'opposizione, associandosi anche alle posizioni del PDL e del centrodestra, e oggi il candidato del PDL, il mio concorrente perché non mi arrendo, vado a una scadenza il 15 di maggio,
è sostenuto dal PD in modo ufficiale, per cui oggi mi ritrovo in questa situazione, quindi sono preoccupato di quello che potrà succedere in futuro e lo dico senza polemica e magari più che altro dando uno spunto di riflessione, perché forse in questo aspetto c'è una chiave di lettura di quelle che sono le problematiche non solo locali ma anche regionali. Grazie.